devo dire che sono davvero grato a Confindustria per aver ospitato questa importante tappa di questa che è una sorta di via crucis della Peregrinazio con la reliquia del beato Rosario Angelo Livatino, un esempio fulgido di magistrato che ha pagato con la vita la propria abnegazione sul lavoro. Io nel mio intervento odierno ho cercato di fare un parallelismo con altri eroi dell'avvocatura e della magistratura, ma in particolare ho significato assunto nell'ambito del mio intervento il riferimento a Fulvio Croce, un avvocato peraltro civilista che si è immolato in un processo penale per tenere fede al giuramento di fedeltà alla legalità e al suo diritto dovere di difesa. E quindi ho visto in questo, come dire, parallelismo anni diversi, anni 70, 1977 l'uccisione di Fulvio Croce, anni 90 quelli che hanno visto colpito il magistrato Livatino. Siamo tutti insieme, come dire, nella battaglia per il culto, per la cultura della legalità, e questo è l'insegnamento che abbiamo desiderato, credo, dare oggi in questa importante sede ai giovani che erano numerosi qui presenti.